Buonasera a tutti e a tutte, buonasera, siamo qui per il secondo appuntamento del ciclo sul genere degenerato e siamo qui con Sara D'Ascenzo. Sara D'Ascenzo, maceratese di origine, scusate, mica possiamo negare le origini, anzi, anche se ormai pienamente all'interno del sistema veneto, se non altro per la sua militanza nel Corriere della Sera, nella versione veneta appunto di questa testata importante e famosa, e ha fatto un percorso attraverso poi l'Università di Ca' Foscari, che quindi l'ha resa più la più radicata a Venezia in Veneto, e soprattutto è membro autorevole del sindacato, del gruppo Triveneto, del sindacato critici cinematografici. Un po' come tutti noi che partecipiamo, un po' casualmente, siamo tutti e cinque parte di questo settore dell'ordine dei giornalisti. Questa sera parliamo di fantascienza, dalla Terra alla Luna. È già lì il titolo evocatore, da Méliès in poi, di quanti film hanno preso questo viaggio, o da Jules Verne se vogliamo, hanno preso questo viaggio come evocatore di scoperte e di contatti con un al di là fantastico e fantascientifico, e Sara ha preso 10 film, circa, comunque 10 titoli imperdibili che adesso vedremo e che poi cercheremo di vedere, di cogliere anche le suggestioni che ci darà. Quindi buona visione, e ricordo che la prossima volta, martedì prossimo, sarà la volta di Marco Contino, che parlerà invece del noir. No, ho sbagliato? Dell'horror. Vabbè, l'età, insomma, capisco. Piove. Va bene, grazie, scusate. Bene. Sì, va bene. Buonasera a tutti. Io vorrei cominciare subito mostrandovi una sequenza e dopo ve la spiego. Cioè, non c'è molto da spiegare, ma insomma. Скільки нам ще летіти? Приблизно 20 хвилин, і обрій повністю сховається за... Ти реально хочеш це з'їсти? А що? Я не збираюсь помирати на голодний желудок. Кстати, знав, що коли була смертна казнь, заключеним давали право вибирати собі їжу. Роздяла. Чуєш? Ти не знаєш, де нас лежать проти? Ти ще ж против хочеш? Я не гордий. Я почекаю. У вантажному відсіку синій ящик справа. Оце вже інше діло. Ecco, voglio cominciare questo viaggio con questo film che è del 2023, è passato in concorso a Toronto e ha vinto il Trieste Science Plus Fiction Film Festival, ed è un film ucraino, si intitola appunto You Are the Universe, perché testimonia, come tanti altri film, la vitalità di un genere che appunto è la fantascienza, che affonda le radici quasi all'origine della storia del cinema, ma che ha saputo reinventarsi e rinnovarsi quasi a ogni svolta. A differenza di tanti altri generi, penso
per esempio al western, ma insomma la fantascienza ha sicuramente dei debiti letterari più marcati. In questo viaggio che faremo mi piacerebbe diciamo andare all'esplorazione della ricerca della coscienza nella fantascienza. Mi spiego, uno dei grandi temi della fantascienza è il rapporto con le macchine e il fatto che appunto le macchine possano ad un certo punto della loro vita avere una coscienza. Questo è un tema che per esempio agli albori della fantascienza sembrava una visione di futuro, oggi ci sembra una constatazione di realtà ed è quello che anche ci fa paura. In un racconto c'è la descrizione di uno scarabeo meccanico che viene finito a martellate e l'esperimento consiste nel capire se queste martellate che vengono date alla macchina provochino nella macchina un ritrarsi perché c'è la coscienza di morire oppure no. Ecco, questo viaggio parte proprio da questo, e You Are the Universe, che è una citazione di tanti altri film. Insomma, la prima immagine richiama chiaramente 2001 di Sé nello spazio. Alla fine si concentra sul fatto se la macchina con cui il protagonista, che è un portatore di scorie nucleari nell'universo, un po' malandato, esattamente come la sua stazione orbitante, in qualche modo possa avere una coscienza, visto che a metà anche come avete visto nel dialogo si ribella al suo, tra virgolette, padrone, e successivamente viene spenta esattamente come verrà spenta nel 1968 al 9000. Ma appunto cominciamo questo viaggio da il film, che un po' dà il titolo anche a questo incontro, che è appunto il film di Méliès, Il viaggio nella luna, che non è del tutto ascrivibile alla fantascienza, in quanto Méliès era più un mago, un illusionista, attiene alla fantasmagoria, però diciamo ha talmente influenzato visivamente i registi che sono venuti dopo, che penso si possa tranquillamente partire da questa visione del viaggio sulla luna, fatta con mezzi chiaramente molto diciamo di fortuna, ma allo stesso tempo tecnici molto all'avanguardia per l'epoca, che produssero una visione anche che tutt'oggi insomma ha qualcosa da dire dal punto di vista artistico. Ecco, spesso si dice che questo anche non è un film di fantascienza, perché la luna è un personaggio vero e proprio, no? Con questo razzo che gli arriva in faccia e che in qualche modo la danneggia, però in effetti poi tutta la parte visiva ha un fascino che è destinato a rimanere, e quindi per quello cominciamo da qui. In ogni caso, per le leggi, diciamo così, non scritte, la fantascienza chiede allo spettatore, cioè risponde alla domanda dello spettatore quale sarà il futuro. In qualche modo il viaggio nella luna in qualche modo risponde con questo incontro con gli abitanti della luna, con le imprese che i terrestri vedranno sulla luna e che poi riporteranno ai terrestri, e con il selenita che in qualche modo si aggrappa al missile, torna sulla Terra e viene esposto proprio come al tempo di Méliès e non solo, poi venivano esposti i fenomeni nei circhi.
prima di arrivare a Metropolis, che è un po' lo spartiacque, la pietra miliare, ci sono tanti modi di poterlo classificare, qualche anno prima, nel 1924, anche la fantascienza russa muoveva i primi passi e volevo farvi vedere una scena tratta da Aelita, anzi una scena, insomma il trailer di una delle versioni di Aelita, la regina dei marziani. E qui si vede che sovietico e di rivoluzione sovietica, si capisce perché anche se siamo su Marte i lavoratori si ribellano al padrone e ci sono delle scene di ribellione che poi verranno citate in altri film più avanti perché hanno una carica immaginifica che insomma è rimasta, come vedete, dal punto di vista dei costumi, dell'invenzione, dello stile. Siamo in pieni anni 20, soprattutto il tratto dei costumi dal punto di vista del design, come si muovono i personaggi. Siamo perfettamente in un film degli anni 20, ma guardiamo al futuro perché ci interroghiamo se su Marte ci sia vita e se questa vita in qualche modo abbia una forma di abbia un ordine sociale diverso da quello che abbiamo nella nostra realtà. E quindi Aelita, che è questo segnale che viene captato, esiste veramente ed è la regina di Marte. Ecco. Arriviamo però appunto nel 27, quindi 3 anni dopo, a Metropolis. Siamo diciamo dal 2008 noi possiamo vedere una versione di Metropolis che è grosso modo quella che aveva pensato Fritz Lang nel 1927, perché subito dopo la prima proiezione la casa di produzione cominciò a tagliare il film talmente tanto da renderlo irriconoscibile. Come vedete, come avrete visto sicuramente, probabilmente, ci sono 2 città, c'è la città di sopra e la città di sotto. La città di sopra è la frutto di una visione che Fritz Lang ebbe andando a New York per la prima del suo film I Nibelunghi. È una città futuristica che oggi sembra molto attuale. Se pensate a delle immagini che girano anche su internet di una città in Cina, Qingdong, detta la città del cyberpunk, e che in realtà è molto simile a questa città di Metropolis, cioè alle strade sopraelevate, i ponti, i collegamenti tra grattacieli, le città che partono da un piano alto di grattacielo. Metropolis ha fatto epoca per molti motivi, ha fatto epoca dal punto di vista stilistico, dal punto di vista del design. Se pensate, ancora oggi ci sono anche nelle catene a basso costo le spalle dei vestiti sono esattamente come quelle dei costumi di Metropolis, per la particolare tecnica con cui sono state girate le immagini, e cioè uno specchio messo a 45 gradi in modo tale che i modellini della città fossero perfettamente integrati con le immagini delle persone reali girate, e questo permetteva appunto di avere un effetto strepitoso dal punto di vista visivo, ma con i mezzi diciamo limitati al tempo. Dopo diversi anni, solo nel 2008 è stato ritrovato in Argentina un negativo che conteneva praticamente il 96% circa delle immagini di Metropolis che si consideravano perdute, perché fino ad allora avevamo visto tutte versioni mutilate, tra cui una versione rimontata nell'84 da Giorgio Moroder, produttore musicale, con le musiche tra i tanti anche dei Queen.
Metropolis è rimasto anche per il forte discorso sociale, no? La differenza tra questa città di sopra e questa città di sotto, che ci ricorda sicuramente anche Dante con l'inferno, ma che in qualche modo è presagio di tutte le tensioni sociali che ci sarebbero state di lì a poco, e soprattutto il senso di preveggenza, per cui la ribellione contro questo strapotere, no? Per cui il controllo totale. Insomma, ci sono dei temi che poi rendono questi primi film che analizziamo assolutamente più attuali di tanta fantascienza di oggi. Il punto infatti qual è? È che anche già qui, diciamo, abbiamo questo rapporto con la macchina, perché viene creato questo automa che poi è, lo avete visto, con le fattezze di Maria, che è la donna di cui si innamora il figlio del padrone assoluto, che è una sorta di suo doppio, no? Questo tema del doppio e della macchina è un tema che poi vedremo sviluppato con l'arrivo dei replicanti, e se tenete presente l'esperimento di cui vi ho parlato prima, in qualche modo ci arriveremo al fatto che la macchina si ribella ad essere diciamo spenta, e questo insomma è un primo passo. Andando avanti negli anni, sicuramente dobbiamo citare appunto i due debiti di riconoscenza, diciamo, che questa prima fantascienza delle origini, almeno fino agli anni 50, hanno con due grandi scrittori, e cioè Jules Verne e H.G. Wells. Jules Verne per titoli insomma come 20.000 leghe sotto i mari, appunto il film che poi diventerà uno dei film della fantascienza degli anni 50, H.G. Wells per La macchina del tempo, L'uomo invisibile, insomma ci sono tanti titoli. L'uomo invisibile appunto diventa un film che in qualche modo è già una sorta di antesignano per gli effetti speciali, perché le scene per esempio dell'uomo invisibile furono girate facendolo vestire tutto di nero su sfondo nero. Un po', diciamo, progressivamente ci siamo arrivati oggi con altre tecniche, per esempio blue screen, però insomma in qualche modo cercavano di rendere le cose credibili fin dagli anni 20 e 30. Andiamo avanti e appunto negli anni 50 abbiamo una serie di titoli che per il nostro tema, diciamo, della coscienza ci interessano fino a un certo punto. Cioè gli anni 50 sono dominati dalla paura della guerra fredda e del terzo conflitto mondiale, per cui tutti i titoli di fantascienza, soprattutto americana, si concentrano sull'arrivo di qualcun altro, dell'estraneo, dell'alieno, degli ultracorpi, insomma i marziani, qualcosa che arriva dall'esterno e scombina l'ordine costituito. Per arrivare, diciamo, a qualcosa di più vicino al tema della coscienza, arriviamo al 1962 con la Jetée, che è un esperimento di Chris Marker fatto solo di fotogrammi fissi, di foto in bianco e nero. Chris Marker era un fotografo e regista francese, diciamo influenzatissimo da Hitchcock e dalla Donna che visse due volte. In questo film è l'ossessione del ricordare, l'ossessione del ricordo che blocca il personaggio e lo imprigiona in una memoria di cui non riesce a liberarsi. È stato un ispiratore per tanti film, tra cui per esempio L'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam con Bruce Willis. Questi sono appunto tutti fotogrammi fissi montati da Chris Marker a creare l'immagine in movimento. Was bound to remember the sight of a frozen sun,
of a stage setting at the end of the pier, and of a woman's face. Nothing tells memories from ordinary moments. Only afterwards do they claim remembrance on account of their scars. That face, which was to be a unique image of peacetime to carry with him through the whole wartime, he often wondered if he had ever seen it, or if he had dreamed a lovely moment to catch up with the crazy moment that came next. The sudden roar of the woman's gesture, the fall of a body, shrieking people. Ecco, l'ispirazione visiva anche della donna è la Kim Novak appunto di una donna che visse 2 volte. Ecco, più o meno negli stessi anni in Italia un regista che avrebbe vinto l'Oscar con Indagine su un cittadino di sopra di un sospetto, Elio Petri, si misura col genere e realizza questo film, La 10ª vittima, con inedito Marcello Mastroianni biondo e Ursula Andress. Ci sono diverse cose da dire su questo film, che è tratto da un libro, La 7ª vittima di Robert Sheckley, che poi sarà di ispirazione anche non del tutto dichiarata di altri film e altre serie come Hunger Games e Squid Game. In sostanza, in un futuro prossimo venturo in Italia l'omicidio è legalizzato come gioco, in qualche modo serve per controllare le nascite e tenere a bada la violenza. E quindi Mastroianni e la Andress sono vittima e carnefice in un film in cui appunto si inseguono fino al finale che vedete verso le scene finali, che sono queste. Interessante è appunto l'ambientazione romana, perché classica, che è di gran moda sia per via per esempio del Gladiatore, adesso è in sala il Gladiatore 2, ma anche per il fascino eterno che ha questa città anche sull'America. Se pensiamo alla proposta di un gruppo di turisti di partecipare ai giochi gladiatori a Roma oggi, oppure l'eterna sfida Musk-Zuckerberg nel Colosseo. Insomma, in qualche modo questo film anticipa anche tutte queste tendenze e ha chiaramente nella ricerca visiva, perché in questa scena non si vede, ma c'è molta arte contemporanea dell'epoca, c'è Roy Lichtenstein, la pop art, in qualche modo insomma è una testimonianza del fermento anche artistico che c'era in quegli anni. Siamo arrivati appunto agli anni in cui la fantascienza ha un cambio di passo, no? Appunto dalla paura dell'estraneo e quindi del marziano, si passa al vero e proprio momento in qualche modo ci sono le rivolte contro la guerra in Vietnam, contro le rivolte studentesche, c'è tutto un fermento e la fantascienza in questo momento lo registra. Prima di arrivare appunto al 68 con Kubrick, sicuramente bisogna parlare di Il pianeta delle scimmie di Franklin Schaffner, che è il capostipite di una serie di film in cui appunto i primati sono i protagonisti. Questo è il primo e ha sicuramente la più forte carica eversiva, perché il fatto che gli uomini arrivino in questo pianeta dove le scimmie sono civilizzate, sono a capo di una civiltà in cui gli uomini non sono contemplati e loro vengono ridotti in schiavitù, è qualcosa di rivoluzionario. All'epoca ci si volle vedere anche un portato diciamo razziale, per cui c'erano tutte le lotte di rivendicazione dei neri, insomma le minoranze. Sicuramente questo è un rovesciamento dei vari paradigmi, e sicuramente ci sono delle non accettazioni, no? Per cui uno dei soldati americani che arrivano continua a non accettare questa
questa forma di controllo delle scimmie offende e in qualche modo, insomma, poi alla fine, come sempre, la disumanità sta più nell'uomo che non nelle scimmie, no? In qualche modo e la verità che loro scoprono alla fine è più tremenda di quella che si possa immaginare, perché appunto l'uomo è ormai ridotto a nulla rispetto a come sono le scimmie. Poi i simboli chiaramente sono sempre politici, insomma, le bandiere. Esiste però, diciamo, un prima e un dopo la fantascienza, e sicuramente Kubrick rappresenta uno spartiacque, probabilmente come è stato per Metropolis 40 anni prima. È un film costato $10 milioni, che adesso chiaramente è una cifra che non ci fa impressione, ma insomma all'epoca una cifra importante. 45 minuti di dialoghi su 140 minuti di film, perché è un film sicuramente fatto di non tanto di silenzi, ma di assenza di dialogo. Eppure quel dialogo che c'è dà la forma a tutto il film, un film di musica sicuramente, di costruzione di una inquietudine fin dalla prima scena, con i primati che si collegano ai primati del film di prima e arrivano all'ultimo frammento di osso con la stazione orbitante, e con appunto il grande dialogo con HAL 9000, che anche lui, HAL 9000, è un algoritmo, esattamente come gli algoritmi di cui parliamo tanto oggi. È un algoritmo che arriva ad essere senziente e non vuole essere staccato. Kubrick si interrogò se doveva in qualche modo anche lui metterci gli alieni che arrivavano, e chiese la collaborazione della NASA per una forma di rappresentazione che potesse in qualche modo distinguersi da quello che si era visto fino ad allora, no? Cioè questi robottoni oppure mostri oppure in qualche modo bambolottoni, ma alla fine poi decise che la migliore rappresentazione dell'estraneo, dell'altro da sé, del pericolo, dell'ignoto potesse essere il monolite nero. Apri la saracinesca esterna, Hal. Hal, apri la saracinesca esterna. Pronto, Hal, mi ricevi? Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal? Mi ricevi, Hal? Pronto, Hal, mi ricevi? Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal? Affermativo, David, ti ricevo. Apri la saracinesca esterna, Hal. Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo. Qual è il motivo? Credo che tu lo sappia altrettanto bene quanto me. Ma di che diavolo parli? Questa macchina è troppo importante per me per lasciare che tu la manometta. Non so a cosa ti riferisci, Hal. Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi e purtroppo non posso permettere che questo accada. E come ti è venuta questa idea, Hal? David, anche se nella capsula avete preso ogni precauzione perché io non vi udissi, ho letto i movimenti delle vostre labbra. D'accordo, Hal. Rientrerò attraverso il portello di emergenza. Senza il tuo elmetto spaziale, David,
troverai la cosa piuttosto difficile. Hal, non voglio discuterne più. Apri la saracinesca. David, questa conversazione non può avere più alcuno scopo. Addio. Hal? 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 Ecco. Quindi in questa sequenza, insomma, la ribellione di Hal è totale e come vedete Kubrick attinge, cioè inizia dal genere, ma del genere fantascienza non... Forse la citazione del fatto che l'attore sembra un po' quel tipo di attore che faceva i film di fantascienza degli anni 50 e primi anni 60, quel tipico attore americano di cui non ci si ricorda neanche il nome, ma che appunto serve alla funzione di raccontare questa storia in qualche modo, ma non ha una sua caratteristica. Il vero protagonista dell'Odissea è proprio Hal, che compie la sua Odissea nel diventare umano. Appunto diciamo, questo potrebbe essere il punto di arrivo di un certo tipo di ragionamento, però in realtà la fantascienza va avanti, si trova il modo di ricreare di cambiare pelle ancora e di andare avanti in questo discorso di generare immagini che abbiano a che fare con il nostro futuro, ma soprattutto con le nostre ossessioni e con le nostre paure. In pochi anni dopo, nel 1972, un altro autore si misura con la fantascienza, anche lui a modo suo, ed è appunto Tarkovsky con Solaris del 1972. Solaris è appunto questo pianeta assolutamente diciamo remoto, in cui viene spedito il protagonista per controllare che cosa è successo nella stazione orbitante, perché c'è stato un suicidio. E questa stazione ha il potere di evocare diciamo la presenza di spettri, diciamo così, di figure che in qualche modo popolano il nostro inconscio. Tocca anche a lui che rivede la moglie morta anni prima di suicidio anche lui. Ecco, seppure diciamo anche lui si misura col genere, lo fa a modo proprio e a modo suo, con questo stile che lo ha reso diciamo un maestro del cinema, le carrellate, le scene lentissime, l'evocazione, le icone, ci sono tutte le caratteristiche di Tarkovsky inserite in una cornice e con mezzi anche non necessariamente tecnici, ma con mezzi diciamo inediti, ma sempre inseriti in un film d'autore e che attinge direttamente all'anima. Come vedete l'arte lo soccorre anche nel momento in cui poi dovrebbe parlare di assenza di gravità, ma in realtà parla di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre mancanze, del nostro interrogarci sulla coscienza. Ecco, nel viaggio nella fantascienza degli anni 60 non si può non citare Fahrenheit 451 di Truffaut.
siamo nel pieno dell'adesione di Truffaut allo stile di Hitchcock, e qui il tema è preso dall'omonimo romanzo di Bradbury, in un futuro diciamo prossimo. I libri vengono bruciati perché i libri rappresentano I libri non hanno niente da dire. Danno l'idea della diversità, Guarda, e quindi sono opere siccome di la fantasia. diversità crea E parlano di infelicità, gente che deve non è mai essere esistita. eliminata esattamente I come i pazzi che li libri. leggono diventano Ma in insoddisfatti, cominciano a questo desiderare di rogo vivere che in modi ricorda diversi, perché appunto non è i mai roghi possibile. nazisti dei libri, Montag inizia la sua personale Che succede? ribellione, Questa casa è inagibile, dicono di cominciando a bruciare i libri con salvarne tutto il resto. qualcuno No, bruciare i libri e è trasformandosi un conto, ma da, bruciare la casa è un'altra faccenda, no? Non è mai bene bruciare tutto inceneritore a lettore, Vieni qui, Montag. e in qualche modo sovvertendo quest'ordine costituito. Liberiamocene. È anche peggio dei romanzi. Pensatori, filosofi, dicono tutti esattamente la stessa cosa. Soltanto io ho ragione, gli altri sono tutti imbecilli. In un secolo ti dicono che il destino dell'uomo è prestabilito. Il secolo dopo invece ti dicono che ha libertà di scelta. No, è soltanto questione di moda, la filosofia. È come le gonne corte quest'anno, le gonne lunghe l'anno prossimo. Guarda, tutte storie di morti, biografie si chiamano. Oh, autobiografie. La mia vita, il mio diario, le mie memorie, le mie memorie intime. Ma loro hanno cominciato solo, per l'impulso di scrivere. Poi hanno continuato solo per soddisfare la loro vanità, distinguersi dalla massa, essere diversi, poter guardare gli altri dall'alto in basso. Premio dei critici. Questa è buona. Evidentemente aveva i critici dalla sua, uomo fortunato. Lascia che ti dica una cosa, Montag. Così a occhio, quanti premi letterari diresti che venissero conferiti ogni anno in questo paese? 5? 10? 40? Niente meno che 1200. Chiunque mettesse un po' di nero sul bianco finiva col vincere qualche premio prima o poi. Robinson Crusoe. Ai negri non piaceva per via del servo, venerdì. E Nietzsche. Nietzsche. Questo non piaceva agli ebrei. Eccone uno sul cancro del polmone. Vedi, tutti i fumatori si spaventavano a morte e quindi per la tranquillità di tutti noi li bruciamo. Questa qui deve essere molto profondo. L'etica di Aristotele. Naturalmente chiunque lo legga deve credere di essere superiore a chi non lo ha letto. E questo non è bene, Montag. Noi dobbiamo essere tutti uguali. L'unico modo per essere felici è di sentirci tutti uguali. Quindi noi dobbiamo bruciarli, Montag. Fino all'ultimo. Ecco, diciamo, è inutile commentare queste parole, però è chiaro che insomma le sentiamo riecheggiare anche oggi in qualche modo, quindi diciamo che hanno la loro dose di profezia. Continuando nel rapporto uomo-macchina, arriviamo al tema dei replicanti. Prima di arrivare a Blade Runner, dove ci sono i replicanti più famosi, circa una decina di anni prima, il film Il mondo dei robot del 73, con un Yul Brynner che fa se stesso ma replicante, quindi fa il cowboy western ma replicante, in un villaggio di attrazioni dove chiunque può provare per un giorno la gioia per esempio di essere in un episodio di un film western e vivere gli inseguimenti con gli altri con gli altri pistoleri, con gli altri dell'incontro precedente di Gottardi. Appunto c'è questo film in cui cominciano i replicanti a ribellarsi, perché a Delos, in questo parco, a un certo punto i replicanti non hanno più voglia di fare solo i replicanti e di essere uccisi quando il turista di turno va pagando un biglietto, ma vogliono insomma vincere loro.
L'autore è Michael Crichton e quindi sappiamo che quando tutto va per il meglio, Crichton poi alla fine qualcosa va storto, come in Jurassic Park. Che voi volete, nel mondo medievale, antico romano e nel mondo del western. I robot di Westerlandia sono là per servirvi e per darvi la più singolare, originale vacanza della vostra vita. Abbiamo una grande vacanza per voi. Non rispondono. Sta col propulsore, generale? Immobilizzeremo. Chiudete tutto, chiudete tutto. Oh mio Dio. Senta, qua si è sfasciato tutto e le macchine sono impazzite. Ce n'è una che mi insegue. Ah, il pistolero? Vuole farmi fuori. Ah, non ne dubito. Che posso fare? Non c'è niente da fare. Se li segue la chiapperà. Ecco, qui in qualche modo anche c'è un'unione di più generi, no? C'è il cinema di fantascienza, c'è il cinema western, c'è il cinema storico, perché c'è anche il parco a tema medievale. E questo film prepara appunto il terreno al film Blade Runner dell'82, in cui i replicanti sono più umani degli umani, non vogliono morire, si ribellano, non vogliono essere considerati replicanti, non vogliono insomma essere terminati. È un passo in più che la fantascienza compie nella consapevolezza del presente. Sono gli anni '80 e c'è intorno appunto questo il senso di sicuramente di onnipotenza di chi ha risorse, denaro e che può tutto, però nel fondo resta il nucleo e quello diciamo è indubbiamente non acquistabile, no? Per cui questo film ha anche un portato molto rivoluzionario dal punto di vista sociale, dal punto di vista e sicuramente dal punto di vista estetico. Ci sono inquadrature che hanno fatto epoca, c'è il famoso il monologo che adesso vedremo di Rutger Hauer, Lacrime nella pioggia, insomma ha una serie di scene rimaste memorabili, con anche una serie di attori che forse per alcuni proprio quel ruolo è sicuramente una vetta ma anche una prigione, perché forse Rutger Hauer sì, ha fatto La leggenda del santo bevitore, ma insomma questo è il suo ruolo più importante, più immaginifico, più iconico di tutta la carriera. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Ecco, anche qui abbiamo un'intersezione di più generi, perché sicuramente l'impianto poliziesco e noir degli anni 50, con questo ispettore di
disarmo che è Harrison Ford, e poi appunto innestato in un contesto cyberpunk con questi personaggi che poi hanno dato origine a fumetti, a saghe di tutti i tipi, sia dal punto di vista grafico che cinematografico. Il termine Blade Runner è di uno scrittore, è di Burroughs. L'origine del film è un libro, Ma gli androidi sognano pecore elettriche, di Philip Dick. Insomma, ha una matrice fortemente letteraria, come fortemente letterario, abbiamo detto fin dall'inizio, è il genere, perché attinge a visioni di possibili futuri che probabilmente la letteratura, non avendo vincoli di mezzi, ha pensato molto prima e in maniera molto più artificiosa e incredibile rispetto ai mezzi del cinema, che poi dopo chiaramente se ne è appropriato. In tutta questa esposizione io lascio fuori le saghe e lascio fuori i supereroi che ormai fanno genere a sé e che tutto sommato all'inizio del loro percorso, penso all'Uomo Ragno o a Superman, avevano sì un supereroe che parlava di futuro, ma in un contesto molto quotidiano e molto contemporaneo, quindi non erano sicuramente, per quanto riguarda appunto i primi film, non erano sicuramente così fantascientifici. Certamente adesso con tutte le saghe Marvel parlano di futuri e di mondi altri, ma appunto sono ormai un genere a sé. Ho lasciato fuori appunto anche le saghe di Guerre Stellari, Star Trek, Terminator, perché saremmo stati qua diciamo molto più tempo del dovuto, però, e anche perché appunto sono tutto sommato chiaramente con le dovute distinzioni, però rappresentanti di generi di fantascienza, per esempio di supereroi, di avventura, che in questo taglio che ho voluto dare sono un po' di un altro filone, diciamo. Fa storia a sé chiaramente Interstellar. 10 anni fa Nolan prende in mano un soggetto dal fratello che l'aveva proposto a Spielberg, ma poi arriva appunto a Christopher Nolan. Nolan si prende appunto la collaborazione di un fisico, Kip Thorne, fisico teorico del SIT, e gli scontri tra i due sul set sono molto forti, perché sicuramente Nolan è molto rigoroso anche dal punto di vista scientifico, però confrontarsi con un fisico probabilmente è tanto anche per lui, e quindi alcune scene il fisico non le approvava, e però per Nolan erano importanti. Si parte sempre, come parte l'eroe, da una situazione di pericolo, no? La siccità di questi campi rende la vita difficile, quasi, e un futuro impossibile, e quindi bisogna andare all'esplorazione in un viaggio che durerà anni per cercare diciamo una soluzione a questo mondo deprivato delle risorse naturali. Con lui c'è la figlia che poi diventerà adulta mentre lui partirà per il suo viaggio, perché il grosso tema appunto di Nolan è la velocità, viaggiare alla velocità della luce, e quindi ve la faccio diciamo molto breve, e quindi mentre lui viaggia il tempo nel mondo che lascia va avanti, molto più avanti di lui. Nella scena che ho scelto però c'è anche il tema del dialogo, che comunque tengo vivo con le persone che amo, anche se ci sono delle distanze tra me e il mondo che riguardano proprio il tempo. Dai! Come on, Murph, come on. What's his name? What's his name?
Ecco, qui il tema, se ci sia una sola realtà e un solo tempo in cui posso vivere, o se ce ne siano tanti, e se sia possibile che questi tempi tra loro si parlino e queste realtà tra loro si parlino. Anche qui vediamo che i libri hanno un ruolo, anche se appunto alla fine sono le persone a chiamare gli altri in qualche modo, però il tramite possono essere anche dei libri. Make a mistake. Make a mistake, Murph. Make a mistake, Murph. Don't let me leave, Murph. Don't let me leave, Murph. No! 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 It was you. Ecco, come spesso si dice, appunto uno dei messaggi di Nolan è anche quello di dire che l'uomo per andare avanti deve lasciare qualcosa di sé dietro, e appunto questo film in qualche modo lo testimonia. Io sono arrivata alla fine di questo viaggio, vorrei salutarvi con una clip che in qualche modo omaggia un autore veneziano, ma soprattutto omaggia un po' il lato B della fantascienza, cioè il fatto che spesso è stata anche molto presa in giro e si è presa in giro, e si è, diciamo, insomma, ci sono tanti, c'è un filone proprio a parte di parodie della fantascienza, e Tinto Brass nel 64 appunto girò il disco volante, e vi saluto con questa scena, che è la scena finale. Mi portarono a comunicare il messaggio, ma invece del messaggio mi fecero un massaggio. Mi misero un zucchetto bianco in testa e mi fecero l'elettroshock. La stessa sorte toccò al ragioniere del telegrafo. Dare un senso alla vita può portare alla follia. Al povero Don Giuseppe. Volersi bene, porco cane. E al conde Mommi, che buttò la madre nel pozzo e venne qua di sua spontanea volontà. Io qui al manicomio mi trovo tanto bene, c'è molta comprensione. Io che uso obbedir tacento e tacento morir, da 4 anni sono qua dentro, dove attraverso torture incredibili cercano di convincermi che sono un pazzo. Ma siccome pazzo non sono, ho scritto un memoriale. Ma non essendo questa una prova sufficiente per essere creduto, chiedo a tutti coloro che mi hanno voluto bene e conosciuto nell'esercizio delle mie funzioni, incensurati e galeotti, se per caso un giorno incontraste un marziano, scrivetemi subito a questo indirizzo. Ex brigadiere Vincenzo Beruti, manicomio San Dubardo, provincia di Treviso, reparto dischi volanti. Fine. Con questo omaggio brassiano, mi pare un tocco di provocazione finale, mi pare che abbiamo concluso questo bellissimo viaggio, e abbiamo anche, ringraziamo Sara D'Ascenzo che ha avuto anche il dono della sintesi, per cui ci lascia anche qualche minuto, se qualcuno vuole fare qualche domanda, magari possiamo anche, l'altra volta con il western siamo andati un po' più lunghi, quindi insomma, se c'è qualche domanda su questa o sulla conferenza della settimana scorsa o qualche altra domanda in genere sul genere, siamo qui, quindi qualche possibilità, qualche curiosità.
E ho visto che nella scelta che tu hai fatto hai bypassato gli anni 50, che forse sono quelli più politicizzati a livello della fantascienza, perché quando tu fai riferimento alla paura dell'alieno, del diverso, dell'estraneo, c'è anche la paura del comunismo, inevitabilmente, no? Siamo negli anni del maccartismo, siamo negli anni della paura dell'invasione dell'Unione Sovietica fino a Cuba, insomma, i primi anni 60. Quindi probabilmente è una scelta, no? Questa. Sì, avevo detto insomma che in qualche modo diciamo avevo dato un taglio più così insomma intimista, e quindi quella fantascienza era più politicizzata, ma poi dal punto di vista cinematografico anche forse meno interessante, e quindi o comunque insomma più a due dimensioni. Mi sembrava più stimolante fare un viaggio in una fantascienza che avesse qualcosa di sì, che ci interrogasse ancora oggi, ecco, film come Elita, Metropolis, che sono quasi di 100 anni, insomma. Confesso che non lo conoscevo. Sono film che insomma in qualche modo ci danno degli interrogativi ancora oggi. Mi sembra poi anche così raro oggi che in qualche modo ci possiamo domandare. Sì, che possiamo generare delle domande da film che hanno 100 anni, insomma, certo. In qualche modo succede ancora abbondantemente, insomma. Invece, curiosando nella scaletta che ogni tanto noi vedevamo, c'è una clip che forse non hai fatto vedere, sì. Che è forse sì. David Bowie. È vero, mi è sfuggita. No, ma volevo sapere se No, era, sì, sicuramente mi è saltata. Comunque sì, c'era questo, si può anche far vedere. Sì. Praticamente a un certo punto David Bowie, che dalla fase da Ziggy Stardust transita in questa fase più appunto aliena, elettrica, e diventa appunto questo alieno nell'uomo che cade sulla Terra, che però viene in qualche modo corrotto dall'economia, dal successo, e quindi il viaggio che lui aveva fatto sulla Terra per salvare il suo pianeta in realtà naufraga. Voglio il conto totale per domani. Non importa se sono 50 milioni di dollari in più o in meno. Tutto il mercato finanziario è stato scosso dalla irruenza con la quale la Warren Enterprises si è imposta sul mercato. Vede, Mr. Newton, più mantiene segreta la sua vita privata, più aumenta l'interesse della gente. Lui praticamente diventa un magnate della finanza, ma perde di innocenza. Siamo negli anni 70, quindi insomma la critica sociale è chiara. Anzi, lo convochi. Bene, lui. La mia vita non è segreta, signor Farnsworth, è privata. 4 schermi televisivi, perché anche si cominciava ad avere l'idea della teledipendenza e appunto dello strapotere della visione, no? Che poi sfocerà per esempio in film come Videodrome di Cronenberg, tanto per dirne uno. Insomma. Bene. Se non ci sono altre domande possiamo avviarci alla conclusione. Ringraziamo ancora Sara D'Ascenzo e allora con l'horror vi diamo appuntamento a martedì prossimo con Marco Contino. Grazie e buona serata.